Ennesimo caso di violenza ai danni di un operatore sanitario. La vittima, una guardia medica che aveva iniziato il turno di continuità assistenziale a Portogruaro. Aggredito prima a parole e poi a spintoni. L'aggressore aveva chiesto al medico una prescrizione per farmaci legati al consumo di sostanze stupefacenti, ma quando il dottore ha spiegato che non poteva esaudire la richiesta, la situazione è rapidamente degenerata. L'uomo, irritato dal rifiuto, è passato alle mani e ha spinto violentemente il medico a terra, causandogli un trauma alla spalla. Il dottore ha lanciato l'allarme. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare l'aggressore per poi portarlo in caserma. Il direttore generale dell'ASL 4, Mauro Filippi, è arrivato sul posto per verificare le condizioni della vittima e offrire il suo sostegno. Nell'ASL 4 le aggressioni sono in continuo aumento, 108 nel 2024, di cui 15 con danni fisici rispetto alle 133 del 2023 con 20 danni fisici. I luoghi più a rischio, soprattutto il pronto soccorso, le aree di degenza, i servizi psichiatrici e ambulatoriali. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso preoccupazione per il fenomeno, chiedendo fermezza e certezza della pena per gli aggressori e sottolineando l'importanza di applicare le normative recentemente approvate dal Parlamento. Il senatore Andrea Martella, il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, ha sottolineato che la solidarietà da sola non basta, servono risorse finanziarie adeguate per l'efficacia delle norme, oltre alla necessità di rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie. Dario Rossi della CISL Venezia ha espresso solidarietà al medico, affermando che è inaccettabile sentirsi insicuri sul posto di lavoro, servono pene certe per gli aggressori.